Non funziona Befana. No, ti sa che in Adria che c'era l'orchestra Stracurio te ne davi 10 franchi perché cominciesse e te dovevi di dargliene 50 perché finisse. Questi è uguali. Basta, ciao! Maestro, aiuto! Penso possa bastare. Basta. Questi meravigliosi tamburini della scuola Joao Turolla di Ariano, classi di percussioni, e al grandissimo loro insegnante Luca Bellan. Un rullo per il maestro. Grazie. Adesso tamburini, uscite di qua. Ce la fate? Bene. Primo fra tutti, Comune di Adria, Magazzino Comunale, Vigili Urbani, Commissariato di Polizia. Fate un applauso perché senza di loro la Befana non arriva! I nostri sponsor, Banca Adria, Centro Commerciale e tantissimi altri. Cantieri Navali Vittoria, Armando Trombini, Giorgio Guarnieri che è il Barcarolo, la famiglia Lodo per la Paglia del Brusaveccia e CMC Barbuiani. Adria.com, Alpini, Fidas e Croce Verde. Forza! Chi c'è di queste associazioni è pregato di salire, quindi Adria.com, Alpini, Fidas e Croce Verde. Un applauso ai miei Alpini! Un applauso a Adria Nostra! Adria Nostra! Fidas, su! Adria Giallorossa, Mosaico Friends, Fioreria Zanella, Pasticceria Golosone. Blue Fox Sport Dance con Enrico il Falegname, me medesima, a Gesci, Adria 1 e Adria 2 e nominiamo l'Istituto Alberghiero anche Cipriani che ci ha deliziato ieri con il Bisolando. Adria Shopping con Nicola Resta, Riccardo, Andrea, Luca, Andrea, Giulio, Roberto, Barbara e Antonella che ci hanno fornito zucchero filato e popcorn. Bravi, venite avanti! Luca Bellan e i suoi tamburini, Francesco Moratto con la sua Sound Light Service, Andrea Trombini, Hermes Bolzon che ha curato la mostra fotografica e fotografo ufficiale della Befana. Un applauso a tutti, forza, dai, miseria! Le mascotte, il nostro gatto sgranfegnolo Sara Ortu e Roberta Ferrarese il lupo Otto il lupacchiotto, la biblioteca Ricarello e la biblioteca dei ragazzi comunale di Adria. Luca Balasso, Rita Franzoso, la nostra saggina, Ilaria Ruzza, Angela Ruzza, le bancarelle e Paolo Ruzza. Esther Bolzon, la più giovane collaboratrice della Befana. Dov'è Esther? Eccola qua. E direi un ringraziamento speciale alla Befana. Ma grazie! Se stanno 3 giorni, benedetta il Signore, signora, non posso più. E dice la Befana viene in aria, ma lei è una drenacara. Aspetta qui, cari Adriotti, vedo sempre nel mio cuore.
Ma sono sempre felice, mi sentivo bene? Ma come? Cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Ma segna in piazza Camillo Penso, Conte di Cavour o segna a Trafalgar Square? No, perché chi c'è? Ha verso il giornale ha scritto che la regina de Adria è in televisione. Ha verso la televisione ha vedo la regina de Adria che legge il giornale. Cioè, ma sta regina de Adria, le penso dove le scene, io siamo più buoni di tenerla ferma. Che vai qua, va su, va su. Parigi, Roma, New York, Tokyo, Barcellona. Mi ho detto, ma che mi sia perso qualcosa? Perché sa, a manco da un anno ad Adria era signora, ma in Adria ghigna una democrazia o ghigna una monarchia? No, la mi dica ella, ghigna un consiglio comunale o ghigna la Camera dei Lord? Ghigna un sindaco o ghigna un baronetto? No, perché ne vorrei, sa, domani passato domani cavavo fuori per strada che barbierato che gira con la bombetta e invece la porta al comune con la chiave inglese e va a ricordare e gli dice excuse me, vorrei un drink e un sandwich. Giorgio ricordare che dice vabbè, si stava di metri e si stava di metri che qua vendiamo solo ombre e voi antini e va fuori di pieno stare a profanare i luoghi sacri degli adrioti. Comunque ragazzi, in questi maggi adesso ho visto Vurda e Safin posare a Transena per stare più comodo. Dio te manda del ben maggi. Allora, comunque Adria lei da bomba sa agli onori della cronaca in questi giorni, Cioè, a voglio dire che Adria fatto vedere faro, attento. Adria qua, Teo qua, Teo qua. Appena che sente la musica e si fionda sui palchi questo. Signori e signori, direttamente da Inadria, il campione dell'eredità Nicolò Pagarin. Buonasera Flavio, buonasera professoresse. Ciao, mi scusa, intanto non so se ha capito, mi ne so Flavio, a so Befana. Sì, in quanto professoressa era l'unico qua, forse un bidello e anche imbecille, non so. Grazie Flavio, volevo dire che mi sono molto trovato bene qui alla RAI, grazie professoresse. Volevo chiedere se è possibile fare un saluto a tutti gli adriesi, Flavio. E allora questo Flavio, ciao, e faccia quello che vuoi, saluta, basta che si strina, dai, andiamo. Buonasera a tutti, buonasera Adria, ciao! Permesso qua a ciappare un'overdose da Rai, cioè non lo so, e continua a chiamarmi Flavio, non lo so. Comunque, senta bene, mi hanno invitato qua perché anche an altri adriotti, la Rai, la ne fa un baffo e la ne fa. Sì Flavio, sì. Signora, credevo che ne fosse uno dei imbecilli. Invece. Allora, ascolta, Natri la Rai ne fa un baffo, quindi stasera faremo una puntata speciale della ghigliottina. Però, siccome che i nostri mezzi limitati, mi ghigliottine ne no, ho solo una manarina, faremo la manarina, va bene? Va bene Flavio, Pronto, facciamo una manarina. È permesso. Allestisco lo studio. È pronto? Aspetta, devo mettergli la scuffia. E si metta la scuffia. Mi senti io bene? Sì Flavio, sento molto bene. Mi molto senti bene. io bene? Molto bene, sì, possiamo fare. Allora,
Sgobba? Allora, siamo nel periodo della Befana e quindi potrebbe essere, non so, mi ispira la gobba. Manarina? Bravo, bravo. Era gobba? Era già la gobba. Era gobba. Guarda che bello che è, che ha scuffia. Pronti? Stivaletto o scalfarotto? Siamo in periodo di saldi, le scarpe vanno in saldo e mi ispira a mettere, Flavio, stivaletto, penso stivaletto. Manarina? Orco no. 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 Perché no? Perché no? Perché so che così la tua che suonare solo lui. Già scalfarotto. allora no. Pronti? Scoa o aspirapolvere? Beh, penso che ad Adria aspirapolveri costano, quindi voglio pensare alla scopa, dai, scopa. Senti che ragionamento. Allora scopa. Scopa! Manarina! È giusto? Sì, guarda, lo dice che lui, vero così, è giusto? Sì. Allora, attenzione adesso, gas metano o carbone? In questo momento mi viene da pensare al gas metano, Flavio. Gas metano! Mi ispira quello, sì. Manarina! Mi spiace già la carbone. Ho sbagliato? Guarda, via, so, segnati. E stai attento, ultima parola. Sì, Flavio, mi concentro. Zainetto o sacco? Ascolto, voglio dire sacco, dai, mi lascio con... Manarina? Bravo! È Allora giusto, adesso Flavio? gli ha tutte le parole a disposizione e stai attento, basta chiamare Flavio che è una stufa, miseria. Allora, gobba, scalfarotto, scoa, carbo, sacco. E scriva la sua parola che mi Posso scrivere, Flavio, allora? Sì? Sì, e scriva. Burda, signor Benedetto, questa me capita. I potenti mezzi della Befana, il concorrente si inginocchia per terra per scrivere. Ci devo pensare, Sì, Flavio? siete stria perché abbiamo il plus a mezza, cioè non so, se va, che stiamo qui 3 ore e mezza. Hai scritto? Benissimo. Allora vediamo la parola che ha scritto Niccolò Paganin, campione dell'eredità. Niccolò Paganin ha scritto Befana. Com'è che ha scritto Befana? Ho pensato Befana perché sono andato per associazione, Flavio, perché la gobba è la gobba della Befana. Ma dai! Poi ho pensato a Scalfarotto, che mi viene in mente la Befana. Ma dai! Poi ho pensato al carbone perché la Befana porta il carbone. Ma dai! E poi la Befana vola sulla scopa, anzi sulla scoa. Ma dai! Sì. E per finire ho pensato l'ultima parola. Il sacco? Il sacco? La Befana mette il carbone nel sacco, ma anche i dolci. Vabbè, adesso vediamo se la parola di questa sera è quella che ha indicato il nostro campione. E la parola è Befana! Fai un applauso! Grazie! Bravo il nostro campione Niccolò Paganin! Grazie! Aspetta! Avevo preparato il premio in gettoni della Befana, qua invece è a tutto campione. Allora, Flavio, posso togliere la scuffia? senta bello, ascolta, adesso lui è da capire una roba. Mi ne so Flavio, hai capito? Lui mi pare che abbia mina tutte le fascine al quarto, sa.
Come dice Flavio? Dico che lei misura che le dico comunque no, lasciamo andare così perché i matti bisogna dargli ragione. Grazie. Prima di scendere volevo fare un saluto alla città di Adria. Adria è la città che ha dato nome al mare Adriatico e quindi grazie, mi sono trovato bene alla RAI, grazie alle professoresse. RAI, buonanotte, professoressa lo accompagna, per piacere lo accompagna. Ecco, lo faccio accompagnare dalla professoressa. Grazie. Flavio, posso portarmi a casa la busta? Ma scherzi, ma anche la manarina se vuoi. Anche la manarina. Arrivederci. Un applauso. Pronti? Signori, non so se sapevi che sto anno io ho aperto la scuola infermieri a Adria. No, ve lo dico, questa è la mia assistente. Allora, so già diventare caposala perché appena che il direttore mi ha visto e mi ha detto: signora, la fa veramente impressione. Ma non impressione così, la stai al microfono avanti però perché si fa... Suarlo. Non impressione così, impressione perché sono brava, sono espertissima e così in 4 e 4/8 lì per sfruttare il mio talento abbiamo messo su 2 piedi il SAS, Servizio Ambulante Sanitario. E il motto del SAS è: se il cittadino non va all'ospedale perché glielo c'era, l'è l'ospedale che va dal cittadino. In cosa consiste il servizio? In cosa consiste? Aspetta che tu su tutto. Allora, il servizio consiste che mia assistente giremo con una carriola per Adria dove abbiamo tutti i presidi sanitari. Tutti. E facciamo a campione delle analisi gratuite. Mettiamo che per esempio facciamo una cosa a caso. Così a caso. Che troviamo Maggi. Che sarà io e poi, sempre in Adria, non lo so. Sai, tornerà a dargli la cittadinanza onoraria. Allora mettiamo che Maggi, sapevi che lui fa gli sprizzetti culturali, tutta una scusa signora per bombarsi di spritz. Allora Maggi fa i sprizzetti, che va su il tasso alcolico e va in coma etilico, niente paura. Un bel biberon di acqua e varechina e Maggi lo sistemiamo. A posto. Mettiamo che sia ingegneri, dov'è ingegneri? Che ne pare un tipo... Ariola. Allora, che è un tipo un fia iperteso, diciamo se è la verità. Iperteso. Allora vediamo che lei iperteso. Niente paura, se sentiamo in tel bar di Appina, pronti qua, che misuremo la sua pressione. Ma che febbre e pressione che misuremo? Ecco qua. E così controlleremo anche ingegneri. Mettiamo che sia Fracon, che è già in torto come a Muscia e Pitacaro. E va per il corso e va in parte e si rompe una cavicella. Niente paura, del SAS. Fraton e Cassoia in 4/4/8 che facciamo il soggetto. Insomma, un servizio moderno, celere e efficace. Venghino signori, venghino, trattiamo ogni tipo di patologia. Gatto le vene vorticose, tac, che pensa la Befana. Che pensami? Gatto le papille gustative incantesimate, tac, che pensa la Befana. Che pensami? Gatto l'orso poroso in tesenocci, tac, che pensa la Befana. Il SAS è al tuo servizio. Bene, però adesso Adriotti, vatti a salire, che voglio tanto, scusate, bevo, se non mi viene la paina, signora. Io voglio tanto bene, la vostra salute e amistà a cuore, però sapete che è un cittadino in Adria che mi sta a cuore più di tutti gli altri. E chi sarà questo cittadino? E chi è l'Omar Barbierato? Ma tutti chiamiamolo su, signor Sindaco! Carissimo signor Sindaco, buonasera, come stai? Sta bene? Metta su qua sta borsetta. E vieni al ciaro.
La trombetta. Mamma che brutta sierra! È là, Rita, è là. Perfetto. Là. Hai capito. Che brutta sierra, sindaco. Che brutta sierra che dà da telegramma. Fioi. Ma brutta! Aspetta, brutta! Brutta, lo vedo male, signora, lo vedo male. Presto, la medaglia a questo coso che ho da casolare. Stai che cuore. Sentivo il cuore, sta fermo qua. Fermo lì. Male! Fioi. Ah sì, malissimo. Ciao, e fa tic e dopo il fa tac. E il fa tic e dopo il fa tac. Guarda, il tic non è neanche male, lei il tac. Lei il tac. E si gira, che sentiamo i polmoni. Senti. E dica 33 barufaldi. Forte! 33 barufaldi. 33 barufaldi. Io so che lui fa fatica del 33, che è uno organizza abbastanza. Tensione, silenzio. Assento ufficio. Perché da Barufaldi? E sarà Barufaldi che è sempre in agguato. No, lo vedo mai, si gira. Niente. Tira fuori la lingua. Mamma che lingua, signore. Vedremo. Fiori. Lei è verde con fa la pavarina del fosso. No, caro sindaco, vada così, so a vedere così. Mi sono già in grado di fare una diagnosi, non per niente a so caposaia. Allora, sindaco, guarda, mica dico, così a occhio, lui è affetto da una rarissima forma di cacalessia amministrativa. Sì, secondo me sì. È cacalessia, no? Sì. Coannessa sindrome di rigetto dell'opposizione complicata da un possibile cactus cereale col fischio. De Barufaldi, sempre lui. Allora, caro sindaco, insomma, in poche parole, lui è a rischio estinzione. Bisogna intervenire immediatamente. Avanti, lo stiamo perdendo. Via. Bisogna intervenire. Subito. Se ne stira e se Tania pure me se ne stira se no come te vuoi dai se vuoi mina invece sindaco poco a fare permesso che mi metto il camice avanti la mia tira su qua del rio avanti avevo da eseguire un'operazione a sindaco aperto. No, prima che voi a canzone, scherzi. Pronti? Se mi prepara tutto il necessario qua però. Tutto necessario. È pronto lui? Ecco, imbecille sempre, qui non manca mai. Pronto sindaco? Sta lì, salo. Pronti? Allora, Basrocchi vecchi. Allora, operazione a sindaco aperto. Sindaco, bisogna operare, cavalche dalla panza, tutto sto mastare, poretto barbierato, è sempre in velena, perché la minoranza gastrantu malfiga, se solo il verso in bocca, che è l'opposizione, odio apriti cielo, gli è peso di leon, ma se il caro sindaco e fa delle capelle, per forza che chi altri che cava anche la pelle e cava e cava l'intestino e il sindaco poretto e resta al lumicino e cava nel punto rarsina e barbierato sindaco ne resta la metà e cava ne resta l'arsina del barbierato sindaco ne resta la metà. Avanti qua!
gli assistenti a me chi dentro il traversone per piacere. Allora adesso, forza. Aspetta ciò però, prima di intervenire, aspetta. Perché devo dire un familiare, perché mi temo che l'operazione va bene, femo di corni. Femo che i corni. Mi temo che si sveglia, che abbia qua, femo che i corni. che voglio un familiare, che voglio un familiare. Familiare. E siccome mi so democratica, Sì. so trasparente, so partecipativa, so per il bene comune, in comune, forza del comune, pan comune, con l'olio, con i ciccioli. Allora mi dico, adesso votiamo. Chi è d'accordo da fare il familiare del sindaco al SEMA? Forza! Su, pian. Bene, sono contenta, bene, ti reso la mano, grazie, vi ringrazio della partecipazione, ma siccome ha deciso me, il familiare lo decido me, indovina chi che è? Indovina chi che è? Marufaldi! Allora, pronti? Procediamo. Sindaco, è di ridere o di piangere? Insomma. E ride il segna ancora, cosa che aspetta il tegna a flebo de... Lambrusco frizzantino. Poi posarsi, sai da fare. Non gli abbia paura, sindaco, lei è in buone mani, caro al signore. Caro al signore, sta a preoccuparsi. Pronti con l'anestesia? Sì, dai. sì. Senti, Befana, dovremo un'anestesia soft intanto. Sì, dovremo la soft. Pronta? Pronti? Via! Ninna nanna ninna oh, questo sindaco a chi lo do? Glielo do alla Befana che lo tenga una settimana. Glielo do A Cavallari che lo tenga ai giorni pari. Glielo do a Sandro Gino che lo tenga nel lettino, Glielo do alla Beltrame che lo liga come un salame, Glielo do alla Furlanetto che lo butta giù dal letto. Sai dove sa? No. No. Dai, ride. Demo strong. E vai, Demo strong. strong. 1, 2, 3, pum. Ma più forte aiutare. In parte, 1, 2, 3, pum. Sei tutti noi, dai, un'altra. Ostrega. Aiuta. La controlla se il paziente è vigile. No, Befana, il vigile non è il vigile, lei è il sindaco. E senta, allora, un imbecille che trio, uno che appena anda giù, adesso si mette anche vigile, la controlla se è indormessato. Lei dorme, affisserà gli occhi, Allora, pronti? Via. Allora, guanti sterili. Benissimo, qui il cappotto rosmarin va benissimo. Bisturi, quello piccolo. Eccolo qua. Pronti? Facciamo un'incisione da cesello. Sindaco, vediamo. dopo se si mette in costume al mare, che si mette il perisoma, nessuno si corre niente. Bene, Ottimo. sega. Ha di aiutarmi adesso, perché lei è un osso duro. Ha di da fare. Provai, via. Seguire il movimento. Siamo pronti? Via. Benissimo. Via. Oh, che vedemia qua. Intanto mi dava qualcosa per tamponare, cagate i vasi qua. Tambona. Tamponemo. Tamponemo! Che vedemia cosa è qui? Signor, cosa è? Cosa? Guarda che intrigamento! Che intrigamento! Massa roba, ma com'era? Queste è tutte in vena, guarda budella! Guarda che roba! Massa roba! Ciao Befana, mamma mia, ma per me una budella Lei è un spreco per l'amministrazione, tutte queste budelle! Cava! Cava che siamo agli alpini per dopo, alpini! Ma Pronti? e dopo chi cosa è? Urca! Avendo qualcosa che ostruisce il canale gastrico. Lei è una roba grossa questa, mi aiuta a capiremo. Aspetta. Pian,
Eccoli. Questo è il rospo! Eh, È il rospo della scuola media e Bottrighe! Fioi. Ma come si chiama? Come si chiama? Saia! Pronti? Tamponemo! Tamponemo! Tampona bene! Tampona! Mamma mia, signore. roba, che schifo! E questo cos'è? Fioi. Porco questo! Ma che roba anche questo! Sai quelli? Questo è l'osso che... Mi aiuta a tirare! Questo è l'osso che è andato a sinistro! Tira pian! Eccolo qua! Questo è l'osso che è andato a sinistro detto esatto! Via! Ah, eccolo coscagliera! Guarda, ho visto mi, che c'era una massa! Tampono! Tampono! Ho visto che c'era una massa nuova, una massa... E qua? Maria Vergine, cosa è? È una massa che ostruisce il canale amministrativo, dai, mi aiuta! Eccolo qua! È il bidone della discordia del regolamento del decoro urbano! Il bidone dell'umido! Quello che bisogna che te lo tiri fuori alle 9 della sera, che te vai torre alle 5 della mattina, vai alle 4 e mezza, bisogna punti a sveglia e prima bisogna te i denti. Butta via! E qua? Mia Vergine, Burda, un peveron! Tira su! Un altro pevaro! Peveroni becchenti! Ma ecco perché in consiglio comunale è così fettente! Lei è così fettente! Guarda, quanti! Tampona! Madonna santa, ma che era? Mi pare io che siamo fatto un bel verto! Sì, dai! Vediamo guarda se si qua, sente guarda adesso là. bisogna vedere se si sente l'eco. Sentiamo? sente. Vieni che sentiamo. Mi pare che sia una bella verta. Serra, per carità, Che questo è il reflusso del campo sportivo della San Vigilio. Quello che gioco mi, gioco ti, gioco il can, Sera, tara qua! Sera! Via! Sera tutto! Pronto? Allora cosino come si deve, sindaco? Ancora Ancora non vigile, sempre benissimo! Mi dico che va a posto. Basta! Mi dico che si poteva anche svegliarlo. Lo svegliamo? Cosa dia? Senti, io conosco un metodo di medicina ipnotica di risveglio. Cosa dite? Usiamo quello? Adoperiamo quello che è un metodo... Allora, in poche parole, si tratta di rievocare una frase traumatica, ok? Dire una frase che ti ricorda un evento traumatico. Ma ora Chico, io sono in imbarazzo della scelta. Proviamo a dire questa. Senti, mi è venuta in mente questa. Cobaru Falli, in consiglio comunale, andiamo ogni giorno sul giornale. Mi pare che vabbè. Proviamo. Però vi da darne una mano. Proviamo. Allora ripetiamo. Cobaru Faldi, in consiglio comunale, andremo ogni giorno sul giornale. Però bisogna farlo un fiare ritmo. Sì, dovresti fare un fiare ritmo. Dai, pronti? Via! Cobaru Faldi, in consiglio comunale, andemo tutti i giorni sul giornale. Ciao, Cobaru Faldi, in consiglio comunale. Ciao, andemo tutti i giorni sul giornale. Vai, papà! Cobaru Faldi, in consiglio comunale. Ciao, andemo tutti i giorni sul giornale. Ciao. Aspetta. Ascolta. Si è svegliata? Sei svegliata? Aspetta. Adesso piano perché l'intervento è stato doloroso. Adesso sindaco Bianca le girerà la testa, sa. Sì. Su la testa spero che le gira. Metta sui piedi qua e va alla pian, sta attento. Occhio. La sudà anche, Ecco. La sudà. Aspetta che tampono. Ecco, già le stress, caro sindaco, e guarda che adesso andiamo a ripulire.
Andiamo sgombra da tutti i rospi, da tutte le cappelle. Adesso secondo me così sistema lui può andare avanti per il suo mandato. Però ogni tanto che consiglio, ogni 2 o 3 cappelle caffè, venite alla Befana che dà una pulidina. Cioè dire, un applauso al sindaco che si è gentilmente prestato a questa operazione al sindaco aperto, che non è da tutti, non è da tutti. Allora adesso diamo un'altra cantata a Strocchi, canta anche al sindaco. Dai un microfono. Cosa Gaia? Cos'è successo? Cos'è nato? Prego tesoro, ma dopo vengo in casetta. Da calzate. Demo, pronto? Sindaco, vieni a leggere le parole. Era che a cantare, a fare la voce solista. E sindaco, bisogna operare, cavalche dalla panza, tutto somma stare, poretto barbierato, le sempre avvelenato, perché la minoranza gascanta mal figa, se solo il darsi bocca a che l'opposizione, oddio apriti cielo, ripare di leone. Ma se tu caro sindaco e fa delle capelle, per forza che di altri che cava la pelle, e cava le bene, e cava l'intestino, e sindaco poretto e resta l'umicino, e cava, e tutto ransina, de barbierato sindaco ne resta la metà, e cava, e tutto ransina, de barbierato sindaco ne resta la metà. Prego sindaco. Dica quello che deve dire, che dopo proseguo la vecchia. Sì. Allora, grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile, tutte le associazioni che hanno reso possibile questa settimana dedicata alla Befana. Penso che questa piazza così piena, oggi, ieri, l'altro ieri, sia il regalo più bello che possiamo fare alla nostra città. Viviamo la nostra città che è piena di attività, adesso ci sono i saldi, quindi viviamola, compriamo all'interno di Adria, facciamola vivere perché è la città più bella della provincia di Rovigo. Quindi grazie a tutti voi, viva la Befana, viva Monica Stefani e tutti quanti quelli che si sono messi a disposizione. Grazie mille. Ascolta, adesso me ne voglio essere rispettosa. Ma può darsi che sia parente di Bastrocchi? Allora è mezza parentela, vero? E suoniamo la chitarra, può essere? Ah, ecco, esatto, ha questa affinità elettiva. Ascolta Befana, allora noi abbiamo pensato come amministrazione di farti 2 omaggi. Allora, questa è una bacchetta civica, così quando... Brava, fa la esatto. magia tutto quel che vuoi tu. Allora trasformi tu rospo. Mi pensavo che te potessi usarlo anche su Inge ogni tanto. Ah, certo. Benissima. Allora, questo invece, siccome dopo tutti questi giorni Sì. di duro lavoro, Sì. avrai voglia e bisogno di riposarti. Riposarmi, sì. Allora, cara Befana, Sì. abbiamo pensato di regalarti questo cuscino Eh? e siccome va di moda però anche i rapper, i trapper, eccetera, Sì. c'è un'immagine bellissima che ti farà fare dei sogni d'oro. E saria giù questo. In versione trapper. Maria Vergine, che brutto! Che brutto, eh? Non ti piace Befana? No, dico, no, che brutto, ma non alludevo a lui, alludevo. Adesso che vedo questo, dico, che brutto che è lui.
solito sono così. Certo che scendessi in consiglio comunale con sto animalie panterato, chissà che barufali e sia manco graffiante, eh? Ah, che smaglia. Grazie, signor Sindaco! Evviva la Befana! Grazie, signor Sindaco. Bene, e allora adesso, grazie alla bacchetta magica, daremo il via al nostro Brusaveccia. Cari Adriotti, siamo arrivati al momento cruciale di questi giorni della Befana. Auguro che il Brusaveccia, il falò, porti via dalla nostra città, se fosse possibile, tutto il male, tutta la tristezza. Ricordate, falive a ponente, panoce niente, falive a levante, panoce tante, e speriamo che sia levante. E allora Adriotti, con tutto il mio cuore, salute, concordia, lavoro, amore nelle vostre famiglie e per i vostri cuoresini belli! Vai! Musica maestro, vai! Che devo dire, che devo fare con sta racchia de mi moglie? Quanto è brutta, mamma mia, non la posso più guardare. Quando s'alza la mattina mi ricorda carnevale, questo cuore è una rovina, quella me lo fa malà. Brutta Befana, vedi che non sei buona, parte un bel pagotello che non mi serve più. Brutta Befana, esci da casa mia, se non la malattia tu me la fai via. Quanti mariti, quanti cornuti, dalle mogli abbandonati, quelli sono fortunati, la mia moglie non lo fa. Quando s'alza la mattina mi ricorda carnevale, questo cuore è una rovina, quella me lo fa malà. Brutta Befana, vedi che non sei buona,